Siamo molto contenti perché i laboratori di costruzione degli strumenti musicali artigianali sono andati benissimo e siamo solo all'inizio. Questa è una cosa che ci riempie d'orgoglio. In molti partecipanti, specialmente i genitori dei bambini, quindi del primo corso che facciamo, ci hanno fatto i complimenti perché hanno detto che è una rarità trovare delle situazioni dove si realizzano questi strumenti artigianali che fanno parte della nostra cultura. Prima, in passato, facevano parte dell'ordinarietà, ma adesso è sempre più raro trovare delle situazioni, delle occasioni dove si realizzano determinati strumenti musicali, sia professionali ma anche giocattoli sonori che prima facevano parte appunto della quotidianità. Spesso sentiamo parlare di promozione e valorizzazione della lingua sarda, giusto, giustissimo per carità, ma la lingua sarda non può essere scollegata da determinati contesti e situazioni. Difatti, nelle nostre, diciamo, esibizioni musicali che abbiamo fatto e che faremo, appunto c'è una forte presenza della lingua sarda. Facciamo appunto sentire e spieghiamo che cos'è un coggius, che cos'è sarrepentia, che cosa sono i mutetus. Quindi noi sì, siamo l'Accademia di Musica Sarda, facciamo cultura con gli strumenti musicali, ma facciamo anche cultura a 360 gradi, quindi lingua sarda, parliamo di tutto.